frattempo Antonio Conforte si è calmato perché ha detto io non devo più parlare del Catania, io parlo solo di musica, quindi adesso poi parliamo del tuo CD, del tuo singolo, adesso ti calmi, andiamo a vedere le immagini invece dell'ultima trasferta in Serie A dei tifosi. Ale, 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 ale Catania, ale, facci sognare, ale, grande Catania, ale, 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 ale Catania, ale, facci sognare, ale, grande Catania, ale. Noi saremo sempre qua, quelli del 46, battaglie di pallone vinte o perse, la fede per Catania resterà. Noi saremo sempre qua, quelli del 46, cantare fino all'ultimo respiro, la storia del Catania siamo noi. E il Catania vincerà, l'orgoglio di questa città, il nostro cuore è solo rosso-azzurro, è grande e forte come un elefante. Ale, 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 ale Catania, ale, facci sognare, ale, grande Catania, ale, 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 ale Catania, ale, il nostro cuore è solo rosso-azzurro, è grande e forte come un elefante. Noi saremo sempre qua, quelli del 46, malati solo di calcio Catania, da questa febbre mai si guarirà. Non c'è categoria che da te mi porta via. Allora questo era un omaggio ai tifosi che sono partiti. E un omaggio, stavo aggiungendo, ad Antonio Conforte. Abbiamo messo una delle sue bellissime canzoni. Adesso ti sei tranquillizzato, parliamo di musica. No, volevo dire Antonio. che a parte che i tifosi sono partiti, almeno gli sarà costata quanto è costato l'abbonamento in curva quest'anno, questa trasferta. Questo per dire che appunto i tifosi fanno dei sacrifici incredibili. Questa canzone l'ho scritta proprio in occasione della trasferta, scusate, della promozione, dell'ultima promozione in Serie A. E scrissi questa canzone in un momento, io abitavo a San Giovanni della Punta. Voglio raccontare questo aneddoto per dire, tanto non è che è passato un secolo. Un po'. Sì, no, la racconto, è simpatica. Io usavo uscire da casa fino al 2006 con la sciarpa al collo, l'ho fatto per, non lo so, per 10-15 anni, tutte le mattine, con la sciarpa di lana anche quando arrivava l'estate. E spesso quando entravo al bar, a parte la gente di Catania che me lo chiedeva, che è assurdo, giusto, mi chiedevano, ma come mai ti metti a Sciapparo Catania? E stavamo andando in Serie A, questo per dire la città, a volte come si pone in maniera paradossale. E al bar mi ricordo ogni mattina entravo e puntualmente tutti dicevano, ma è imbazzo, non si può mettere da Sciapparo Catania. E stavamo andando in Serie A. E fu proprio il periodo in cui mi misi a scrivere questo brano, perché volevo scrivere un brano stile anglosassone, un inno stile anglosassone, proprio perché mentre lo scrivevo immaginavo questi tifosi che per anni hanno visto solo, cioè la città che ha visto per anni Serie C, che non ha vinto mai niente, non ha vinto scudetti, quindi una fede oltre la fede, a prescindere dalle vittorie, dagli scudetti e immaginavo l'ingresso della squadra in campo, che è la cosa che mi ha fatto sempre più impazzire allo stadio, anche quando andavo a vedere il Catania in eccellenza nei campi del CND. La cosa per cui che condividevo ad esempio con Mario Conti, con il grande amico Mario Conti, rosso-azzurro, puro sangue, era questa, era magari che poi la partita non aveva senso, oppure vedevamo calcio veramente scadente. La cosa più bella, anche quando mi portava mio padre allo stadio, dalla prima partita, era questo ingresso in campo e si cominciava a vedere l'arbitro dal sottopassaggio sotto la curva sud, spuntava l'arbitro con i guardiolini e poi c'era il capitano in prima fila.
E ho immaginato scrivendo quest'inno tutto lo stadio all'impiedi con le sciarpe, la sciarpata famosa della curva nord degli ultimi anni che è da brividi, l'ho immaginata mentre scrivevo il pezzo, appunto la sciarpata, tutto l'intero stadio che cantava sto pezzo. Poi magari il pezzo non è stato forse capito, perché noi magari siamo più amanti delle marcette, delle cose, magari ho scritto una cosa un po' forse un po' fuori. No, non è questione di raccomandato, perché il pezzo poi è andato, il pezzo fa parte di un disco che è stato prodotto dal Calcio Catania, no? Era solo per raccontare appunto quel periodo che stavamo andando in Serie A. Io scrissi il pezzo e poi dopo che andammo in Serie A presi la sciarpa e la posai nell'armadio e decisi di prenderla solamente la domenica quando andavamo allo stadio. Però con grande piacere poi notai che negli anni a seguire vedevo i ragazzi che andavano a scuola con la sciarpa del Catania, che prima era impensabile, oppure i ragazzi delle scuole calcio. Io ho allenato per anni, mi ricordo andavo alle scuole calcio e c'erano tutti o maglietta della Juventus o del Milan, dell'Inter, invece poi di colpo si cominciavano a vedere tutti questi ragazzi con le magliettine del Catania, che per me è stata una cosa molto bella, emozionante. Hai aperto un po' la strada, allora andiamo a sentire 60 secondi del tuo nuovo singolo, Usantu, che apre un po' la strada a Fuoco Nero, l'album, un omaggio all'Etna. Facciamo che prima lo ascoltiamo. Sta furiando ancora, tutto io non fuori. La gente ignore, furia, s'affaccia per baccone. T'ambicono in mano, cozzo culo filato, c'è affondata una cura, mettete di lato, usando è di tutti, di cose uscopane, di cui fa cose stotti, guarda portafoglio, di cui a voci, che lacrime all'occhio, come la casa nova, come avere un figlio, quando vanno la razzia, come in zamaglio, con mare che ci costa, credere già stasera, usando falsa scusa, ci leva malattia. L'unico modo per fare stare buono Antonio Monforte è parlargli di musica, fargli vedere i suoi video, le sue canzoni. E allora, chi ringraziamo innanzitutto per questo video? La regista Francesco Lobianco. Regia di Francesco Lobianco, poi c'è la partecipazione straordinaria, come visto, di Lucia Fossi, attrice del Teatro Stabile di Catania, che ha voluto onorarci con la sua presenza. E va bene, quindi questo omaggio, questo singolo precede un album. Questo singolo precede l'uscita dell'album, si intitola Fuoco Nero. Il brano in questione, Usantu, naturalmente parla delle feste dei santi in Sicilia. Non si parla solo della festa di Sant'Agata, ma appunto di tutto quello che avviene nella nostra terra, fino a Trapani. Ci sono centinaia e centinaia di feste che coinvolgono fedeli e non fedeli. La festa dei Santi, diciamo, coinvolge un po' tutti, quindi ho voluto descrivere questo momento particolare tra il sacro e il profano. E va bene, va bene. Adesso io vedo già il nostro Mario pronto con la sua lavagnetta, perché adesso noi chiaramente purtroppo dobbiamo proiettarci al prossimo anno, quindi dobbiamo proiettarci anche perché al campionato di i numeri erano facili, eravamo scassi. Su tutti i numeri, va bene, questo era difficile. Va bene, era difficile sbagliarsi. Allora, Mario mi ha spiegato che ha analizzato gli ultimi 6 campionati e il comportamento, l'andamento, diciamo così, delle 3 squadre retrocesse nel campionato cadetto. Sì, Valentina, io ho ascoltato parlare di Serie B i tuoi ospiti di settimana in settimana e ho cercato di farmi un'opinione su questa Serie B, perché la tesi che è passata è che questo sia un campionato tendenzialmente mangia squadre, dal quale non si esce vivi a determinate condizioni, ovviamente. Quindi ho voluto vedere quanto fosse in realtà vero. Quindi voi nella colonna di sinistra vedete per 6 campionati consecutivi tutte le retrocessioni che sono avvenute, mentre nella fila del campionato di destra vedete i corrispettivi campionati di Serie B, chiaramente avanzati di un anno per fare un confronto, con tutte le promozioni. E quindi noi che cosa vediamo innanzitutto? Vediamo un primo dato che però poi va approfondito, che è questo.
9 su 18, quindi sui 18 casi esaminati la metà delle squadre, 9, è risalita nel giro di 3 campionati. Ha giocato il primo, il secondo, il terzo è stato quello della promozione, quindi un periodo relativamente breve. Andiamo a vedere quali sono state queste società e con quali caratteristiche invece le altre sono rimaste in Serie B. Andiamole a vedere. Per esempio qui abbiamo la Sampdoria, che lo stesso anno rimane, qui abbiamo l'Atalanta e anche il Siena, entrambe che riescono a salire lo stesso anno, abbiamo il Lecce che fa questo tipo di percorso, poi abbiamo il Parma naturalmente e il Chievo Verona, che è una squadra particolare, e adesso vedremo quali sono gli elementi che secondo me sono importanti e che possono essere garanti di un futuro del Catania in Serie A partire dalle prossime stagioni. Secondo me gli elementi importanti sono essenzialmente 3. Uno è legato ovviamente al bacino d'utenza, all'importanza della città, perché attorno al calcio, come sappiamo, girano degli affari importanti che hanno un loro peso. Il secondo elemento che secondo me è fondamentale è quello della sanità economica. Noi vediamo che 4 squadre su 18 sono scomparse dalla retrocessione. Abbiamo l'Ascoli e il Novara, quindi qui bacino d'utenza, sono dei club che purtroppo per loro non possono godere di un grandissimo seguito. Poi abbiamo il Lecce, da qualche parte, anche se non lo vedo, abbiamo il Lecce e abbiamo chiaramente anche, anzi da questa parte, abbiamo il Messina. Sono 2 squadre che sono nei campionati inferiori e che stanno lentamente risalendo, ma che hanno avuto problemi di tipo diverso, sono state cancellate dai campionati importanti. Quindi le squadre che scompaiono hanno queste caratteristiche, non sono sane economicamente, oppure sono realtà troppo piccole come per esempio il Novara. Il dato interessante è che di queste 9 squadre in realtà soltanto 2, il Torino e il Livorno, hanno impiegato 3 campionati per risalire. Il Torino è una stranezza. Le altre 7 squadre che io vi ho cerchiato hanno ottenuto la promozione nuovamente l'anno stesso, cioè il campionato successivo. Veniamo al terzo elemento che secondo me è importante. Tra l'altro noi non abbiamo considerato quel campionato scorso, però il Palermo per esempio, diciamo, che segue questo stesso dato. È importantissimo, e qui veniamo all'argomento Chievo che vi citavo prima, è importantissima la tradizione di una squadra, ma non la tradizione della storia del calcio, la tradizione recente. Perché quando una squadra rimane in Serie A per molti anni ha modo di consolidare moltissimi aspetti che stiamo parlando di aspetti societari, aspetti economici, aspetti tecnici, perché per quanto il Catania possa scremare e cedere, comunque una parte probabilmente significativa, probabilmente basilare della squadra, quindi contenuti tecnici, che ha fatto la Serie A per molti anni, comunque rimarrà. Quindi questa sarà una base da cui partire. Rimarranno per esempio le strutture. Il Chievo nei confronti di queste squadre sono rimaste in bilico praticamente 5 squadre, che sono Cesena, Brescia e Bari, che però sarebbero ancora in tempo per rientrare in questa statistica di 3 campionati per salire. E poi sono rimaste Reggina e Empoli, che rientrano invece nel raggruppamento dei piccoli centri, Reggio Calabria e la metà di Catania. Empoli non ne parliamo neanche, 44.000 abitanti circa, ma delle strutture che comunque funzionano, quindi anche l'Empoli avrebbe l'opportunità di rientrare. Il Chievo Verona quando ha impiegato soltanto un anno per salire, perché comunque era stato per 5 anni in Serie A, mentre noi notiamo che in tutte queste squadre, il Cesena, il Brescia, il Bari, la Reggina, l'Empoli, non erano state in Serie A per più di 2 anni complessivamente. Quindi questo sali-scendi molte volte, quindi il luogo comune che la Serie B sia un campionato impossibile, il più difficile di tutti, deriva dal fatto che certe volte alcune squadre fanno delle comparsate, ma il Catania non appartiene, secondo me, a questo insieme di squadre. Catania è diventata una società importante e secondo me ci sono tutti i presupposti all'interno di un paio di stagioni per poter ritornare nella massima serie. Noi ce lo auguriamo chiaramente, speriamo che sia così. Sì, velocemente sì, perché l'ultima cosa, perché volevo riallacciarmi con una curiosità interessante al discorso rispetto al fatto che adesso si vedono i bambini con le sciarpe del Catania, perché qui si è formata una tradizione calcistica. Ebbene, è stata stilata una classifica perpetua del campionato di Serie A dal 1929 al 2012-2013. Il Catania con questi 8
campionati di Serie A consecutivi, è salito al 22esimo posto delle squadre che hanno ottenuto più punti da quando esiste il campionato di Serie A nel 1929. Il Catania è 22esimo, quindi pensate dove fosse nella cartina geografica del calcio italiano il Catania prima di questi 8 anni. Quindi sono state fatte delle cose fantastiche e oggi, come diceva Monforte, è possibile anche vedere dei ragazzini che nascono con una fede rosso-azzurra anziché di qualche altro tipo. Grazie come sempre a Mario Cardone. Allora, i cugini, velocemente, ci sono i giornali, il giornale, poi c'è la premiazione del vincitore. Decidi tu da cosa cominciare. Il giornale, dai. Cominciamo dal chianghiere dello sport. Allora, abbiamo abbiamo parlato per tutta la puntata di misteri, ne parliamo di un mistero importante, quello del chianghiere. Allora, il chianghiere dello sport. Il chianghiere dello sport titola "L'agonia è finita". Sembrava una via crucis. Ballardini è deluso. Dopo questa retrocessione amara torno a fare il mio vero mestiere, lo iettatore. In effetti ci sta come sembianza è lui. Sì. Poi Bellusci ancora ci crede, se la Juve supera i 100 punti va a 0-2 punti, si riazzera tutto e ci salviamo. Certo. È una possibilità, Che per fortuna non ci ascolta. Allora, Cesare Prandelli commenta, quello lo leggiamo dopo, Cesare Prandelli commenta: "La gomitata di Tassotti a Luis Enrique non mi sembra un gesto violento". In effetti no, come quella di Chiellini. Perché sapete Certo. la polemica sul codice etico. Solito editoriale Società Milan, Galliani dà del matto a Seedorf per non avere fatto entrare Tarat, dello stesso avviso Barbara Berlusconi: "Io lo faccio entrare almeno 2 volte a settimana". Almeno, Mamma mia, ma potrebbe va essere bene, anche 3, dai, 4, ma che dipende. dite, va Va bene, bene. andiamo Non è avanti. bisogna vedere. Ancora è Mazzarri, solito piagnisteo di Mazzarri rammaricato nonostante la conquista dell'Europa League. "Se Zanetti si fosse ritirato in ogni partita saremmo in testa". Vabbè, In effetti sì, i risultati sono quelli. Le scuse di Ancora Cesare Prandelli: "La scivolata di Taylor su Edoardo non mi sembrava un gesto violento". Così, Anche ulteriore commento. Poi ancora il Chievo rimane in Serie A per festeggiare la permanenza. Il presidente Campedelli, oltre al panettone veneto, produrrà anche un altro genere alimentare, il biscotto sardo. Esatto. lo vuoi proprio sardo? Va ce bene, l'avete conclude qua. Cesare Prandelli, è in grande forma: "La testata di Zidane a Materazzi non mi sembrava un gesto violento". Va bene, Va bene. Allora, parliamo di nuovo di Catania. Pulvirenti dà più poteri a Cosentino, siamo nell'ambito del mercato. Fino ad ora gli unici superpoteri erano stati quelli dell'invisibilità e dell'acquisto a cazzo di cane. La società adesso è pronta a nuove mirabilia. E poi c'è un'altra cosa, siccome non era entrato, Prandelli diceva sempre che il gesto del famoso Mike Tyson, neanche quello era violento. Allora, Non era Non violento. era violento, Non era cioè, violento. non era assolutamente violento. E allora, il momento della premiazione... No, è il momento del resto del librino. Ah, c'è il resto Sì, del librino. ieri sera è uscito presto- Hanno detto che ce n'era solo uno, allora... Infatti- infatti è col secondo. Esatto. Allora, Il resto del librino che titola 29 colonne. retrocessi. Si cala in B dopo una serie infinita di malacompasse. Contro un Bologna agnato peggio Catania, vinciamo giusto per fare scendere a tutti. Così, in un colpo solo, vittorie scendono tutti. Bocchie cucite in casa Catania. A breve conferenza stampa del presidente per spiegare tutti gli errori della stagione. Prenotata la sala stampa per 27 ore più recupero. Ecco, saranno molti motivi. Vabbè, certo, sì. Dovrà spiegare. Cucchie in lutto, e tra cui abbiamo anche a Luca. Dall'anno prossimo Sulu Sky e viaggi della speranza verso Milano e Torino. Esatto, Chiudiamo e col- questa alla fine hanno fatto Chiudiamo l'anno con la prossimo. Col massima- classico editoriale del che direttore ovviamente Pittera. il direttore Certo. Pittera quest'anno ha scelto come botta Giunnari una stagione del genere. Chiosa così alla Vabbè, fine. come sempre del resto. E allora, Abbiamo anche il momento- concorso alla fine? Abbiamo il concorso, Sì. abbiamo il vincitore, abbiamo quello nuovo, abbiamo tante vincitore, cose. Facciamo Esatto. vedere la foto con Della- la soluzione della scorsa settimana, vediamo chi Della l'ha scorsa indovinato settimana molto erano tre velocemente. grandi campioni, tra l'altro abbiamo messo tutti assieme e sono tutti accomunati da una cosa, e sono Fini, Manga e Del Core, tutti accomunati da aver fatto gol importanti. Esatto, sì. Gol decisivi tra l'altro per la promozione. Questa è la maglia. Questa è la maglia che ha vinto di nuovo il nostro vincitore, che ha vinto per la seconda volta di fila. Prima Tra l'altro ha vinto la felpa che già ha c'ha un indosso. aneddoto infatti a proposito della felpa. Sì, la felpa l'ho messa con la vittoria con la Sampdoria, l'ho messa la vittoria con la Roma e l'ho messa ieri. E abbiamo Vince vinto la prima, sempre. Quindi solo vuol che dire che purtroppo- l'FP-Net porta bene. Su questo allora, volevamo le dire. felpe offerte da La FP-Net, via Firenze portano 98 alle bene, spalle del tribunale, che troverà portano sempre bene. cugini. Questa è la magliettina vinta. E allora abbiamo la nuova foto. La nuova foto, sì, i vediamo nuovi Mister X. E andiamo immediatamente in Che pubblicità. io avevo proposto ad Antonio di fare 3 personaggi che ci avevamo fatti scendere, mi ha detto di no, Proprio, da cui c'era immediatamente Anducar, Puffirendi e Cosentino, ma a mi ha detto di vedere no. la Va bene, foto questo. dalla regia. Se c'è il nuovo dopo- quiz bene, se no perché eccolo qui, Ecco eccolo qui, è un qui, mostro, ma ragazzi. sono Dopo aver visto questa fotografia, Prandelli ha detto non è stato un gesto violento. Esatto, anche questo.
Sono, ma questo è un fotomontaggio. ma sono 3 ex allenatori stavolta. Abbiamo deciso di chiudere con 3 ex allenatori stavolta. Ok, allora sono 3 ex allenatori, quindi non 3 ex giocatori. Su questo ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa pubblicitaria tra pochissimo.